Un prestigioso e venerato reliquario custodito a Siracusa è stato accolto a Raffadali anche con una celebrazione eucaristica in piazza Sant'Antonino, presieduta dall'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano. È un richiamo intanto questa esperienza della lacrimazione di Maria, la Madonna delle Lacrime, che ci ricorda e ci stimola alle lacrime di tante donne di oggi. Quindi pastoralmente è un richiamo, non un rimprovero, è un richiamo a saperci guardare attorno e intercettare, ripeto, le lacrime di tante donne e anche di tanti uomini a noi vicini o a noi lontani su quegli scenari di guerra che ci sono, così come di violenze domestiche. Quindi io penso che per tutti noi poter accogliere le reliquie, celebrare l'Eucaristia, possa essere un momento di consapevolezza e di crescita spirituale. Ma io penso che sia proprio il messaggio del saper tornare a commuoversi e quindi a prendersi cura. Ci sono le lacrime, ecco, forse chi piange ha bisogno di una mano che sappia asciugare le lacrime.